questi mesi ci siamo abituati, ed è bene continuare a farlo, a indossare un presidio sanitario un tempo appannaggio di soli medici e infermieri, la mascherina. Chirurgica o in stoffa FFP2 o 3 non deve mai mancare nelle nostre borse, auto e soprattutto sul nostro viso. Ma come possiamo dire correttamente mascherina in occitano? Mistral, nel suo Tresor du Felibrige, riporta masco, maschera, e quindi anche il diminutivo mascherina, piuttosto diffuso, potrebbe essere accettato. Il grande poeta riferisce anche baboccia, cara, careta. Mistral riferisce anche testiera o visagiera. Queste forme potrebbero essere adatte per la visiera, la maschera che ricopre l'intero viso. Sempre sul Tresor troviamo attestata Barbuira o Barboira, che ricorda le maschere dei nostri carnevali alpini e delle feste d'inverno. Le barbuire erano maschere in corteccia, cartapesta o legno, con denti di marmotta, volpe o legno. Capelli, baffi e barba, da cui il nome occitano barboira, barbuta, erano in canapa, lana grezza o setole di cinghiale. I tratti marcati e primitivi, le cavità di occhi e bocca e il naso camuso avevano lo scopo di rendere spaventoso e enigmatico il volto, e infatti i personaggi che le indossavano potevano impersonare forze sovrannaturali, uomini selvatici, il vecchio, il folle, orsi, lupi, diavoli, nel tentativo caratteristico del carnevale di esorcizzare il male. Quando indossiamo la mascherina, quindi, potremmo dire «Men barbuiru, mi maschero». Vi è però una forma occitana più caratteristica che potremmo mutuare dal gergo di contadini e allevatori. È musel, derivante dalla parola muso. Si tratta di una museruola utilizzata sui bovini per evitare che questi succhino le mammelle dei loro simili. Lo musel si utilizza ancora oggi, benché in silicone o gomma, non solo per svezzare i vitelli a partire dai 6 mesi, evitando all'allevatore sia la perdita di latte da vendere che la separazione del cucciolo dalla madre, ma anche per eliminare l'istinto di suzione negli adulti. Nelle vacche lattifere, infatti, questa abitudine potrebbe portare alla perdita del latte. Nelle manze gravide e nelle vacche in asciutta si possono invece sviluppare infezioni ai capezzoli o alle mammelle. Se preferissimo rifarci al mondo pastorale, potremmo quindi dire «Buttate un musel».